Bene, eccoci qua anche oggi. Abbiamo il piacere di avere ancora ospite in studio Giorgio Chinea, Canale, gallerista padovano, titolare della Chinea Art Cabinet. Ci eravamo lasciati con una divina che scendeva le scale, vale a dire Giovanna Ricotta. E adesso invece parliamo di un'altra mostra che si aprirà il 14 di novembre. Sì. Mi piace sottolineare che il Chinea Art Cabinet è una di quelle gallerie che in una città ci vogliono, quelle che insomma quando fanno delle cose fanno discutere, può piacere, non piacere, ma insomma serve a creare il milieu culturale di una città. E allora mi piace innanzitutto ricordare Giovanna Ricotta per arrivare a dire da allora ad oggi che avete fatto. Certo, innanzitutto Fabrizio, grazie infinitamente per i complimenti, fatti da te hanno un valore sicuramente molto alto. Assolutamente. Da cittadino nulla più. Insomma, detto questo, io sì, sono molto contento qui di annunciare la prossima grande mostra che inaugurerà giovedì 14 novembre alle 18:30 a Padova, alla Giorgio Chinea Art Cabinet. Però da Ricotta ad Ortega cosa c'è stato? Perché sono curioso di capire. Ortega è il quinto artista che è presente, quindi il quinto artista che entra a far parte della scuderia della galleria. Il fil rouge c'è e come. La linea curatoriale, la scelta artistica che propongo ha un'estrema coerenza. La coerenza è un elemento fondamentale per la professionalità in tutti i campi, a mio avviso. Ricotta, la regina della performance art, la regina di un'arte particolare, ne abbiamo già ampiamente parlato, e sicuramente caratterizzata da una fortissima chiave pop. Ed ecco quindi il pop. Il fil rouge. Il fil rouge che ritorna con un artista colombiano, Gabriel Ortega. Io sono emozionatissimo perché è uno di quei primi grandi amori. La sua arte l'ho scoperta ai tempi dell'università, uno dei periodi più belli della mia vita, e sono contentissimo di portare l'artista con una sua personale a Padova. Lui è un grande nome dell'arte internazionale colombiano. Molto legato al fumetto. Assolutamente sì. Ritorniamo infatti a una delle mie più grandi passioni, la nona arte, il comics, il fumetto. La nona arte? La nona arte, assolutamente sì. Me ne sono persa qualcuno io. No, cioè se vogliamo La settima qual è? La settima è il cinema. Ah, ok. L'ottava? Chiedo scusa, non è che faccio l'esame, ma... A questo punto non lo sappiamo. Riguardare un attimo la lista. Le prime tre comunque sono architettura, scultura, pittura. Poi è arrivata la fotografia, che sicuramente sta prima del cinema. Comunque il fumetto è la nona arte, assolutamente sì. Ortega inaugura con Eroica, un titolo che chiaramente ho scelto io, che sono anche curatore della mostra. I galleristi sono sempre modesti, voglio dire. Ma Eroica è perfetto per questo artista. No, ma non lo metto in dubbio, l'ho scelto io. Sì, no, perché chiaramente il titolo è importante. Titolo, e non sempre, diciamo, è un processo semplice arrivare, perché chiaramente si gioca anche con la sensibilità che di un artista è sempre molto acuta. Quindi la mia proposta è stata, diciamo, scelta subito, quindi questo implica proprio anche una sorta di grande, come dire, fiducia tra me e l'artista. Adesso torniamo a parlare di Eroica, però c'è un aspetto che mi incuriosisce. Sì. Per il gallerista avere un ego importante fa parte della professione per non essere schiacciati dalla personalità dell'ospite? Dunque, diciamo così, nel mondo dell'arte in generale l'ego è sicuramente un aspetto importante della personalità di chi professa qualsiasi genere di attività. Il curatore comunque, il gallerista deve sempre cercare di arrivare un po' dopo, cioè mettersi comunque alle spalle, mettersi comunque dietro il lavoro di un artista. È chiaro che l'artista deve essere per forza protagonista. Detto questo, sì, effettivamente il mio carattere, gli aspetti principali del mio sentire, del mio vivere, mi hanno sicuramente portato con facilità a questa professione. Sì, perché ho scelto di seguire fin da subito la mia passione, ciò che amo fare,
e chiaramente a partire poi dall'università, che come dicevo prima Fabrizio è stato uno dei periodi più belli della mia vita. Sì, diciamo che nell'arte ci vuole perché comunque getta le basi anche per un forte coraggio. Bisogna essere assolutamente coraggiosi, bisogna essere eroi. Ecco, ma la scelta degli artisti che passano per l'Art Cabinet Sì. dipende dai gusti del titolare Assolutamente sì. E e questo è dalle un passioni, argomento- perché il termine sono emozionatissimo era stato usato anche per Giovanna Ricotta, Sì, adesso certo. anche per Gabriele Ortega. Quindi voglio dire, c'è una scelta fatta anche sul sentimento, sulla passione. Assolutamente sì, e questo secondo me dovrebbe essere alla base del lavoro o comunque dell'ottimo lavoro, del buon lavoro. Un buon gallerista, come soprattutto un buon curatore, e qua potremmo aprire mondi anche a livello nazionale, a livello, diciamo, ma non ci addentriamo, preferirei. La scelta facilita le cose. Lavorare con passione e con piacere implica per forza di cose un amore, un legame, un sentire ed è quella scintilla che poi appunto fa partire tutto, no? Gabriele Ortega è un artista sudamericano. Sì, come- un grande nome nel panorama internazionale della pop art, della neopop, assolutamente. Ecco, siccome sono curioso anche di capire un po' Sì. come funziona quel mondo, Sì, com'è che Gabriele Ortega arriva a Padova? Ecco, è una scelta di Giorgio Chinea oppure, ad esempio, talvolta arrivano delle grandi star della musica, dice, Certo. "Caspita, com'è che poi ti accorgi che è in tournée in realtà, Certo. insomma, e quindi questa è una tappa di una tournée. Padova è una tappa di una tournée che sta facendo Ortega o viene ad hoc? no, lui viene ad hoc, è già stato a Padova, ha lavorato moltissimo, ha fatto tantissime esposizioni, non solo a Padova, proprio a livello internazionale e lui è stato da me corteggiato a livello professionale proprio per arrivare a curargli una mostra nei miei spazi, proprio perché, tornando al discorso di prima, Fabrizio, la linea curatoriale, no? La scelta, io li sto selezionando tutti, questi artisti, proprio perché amo il loro lavoro, quindi mi riesce anche a quel punto poi facile curarlo e successivamente poi anche venderlo, perché ricordiamoci appunto che il mio mestiere è quello di gallerista. C'è anche un che di provocazione in questo, però, perché si potrebbero probabilmente scegliere anche degli artisti più facili No, dal punto di vista commerciale. Voglio dire, mi dà Vabbè, l'idea sì. che la scelta sia anche per, in qualche maniera, pesare nel dibattito culturale della città, aiutare la città a fare un passo avanti, portare un artista piuttosto che un altro. Beh, sì, questo è assolutamente stimolante. Diciamo che sì, il mercato comunque è fortemente, diciamo, aperto a questo genere di arte che io propongo. È chiaro che ci sono stati dei picchi altissimi, a mio avviso, che Padova sicuramente non è ancora pronta a recepire. Parlo di Madame Giovanna Ricotta. Madame Giovanna Ricotta, la sua arte è l'arte del futuro. Torino, città come Torino, con fiere del calibro di Artissima, o comunque l'Europa in generale lavora con la fotografia, quindi con la Certo. performance art già da tantissimo tempo. Qua invece torniamo nel classico, cioè nel fisico. Sì, qua dell'opera torniamo d'arte. nell'artista un po', anche se vogliamo, assolutamente artigiano, che lavora con una classe, una raffinatezza pazzesca, eroica appunto. Il titolo di questa mostra vedrà protagonisti, appunto come dicevamo prima, gli eroi dei fumetti. Tintin, Batman, l'Uomo Ragno, Captain America. Assolutamente, quindi già tutte, diciamo, icone, come dire, ampiamente decifrate dal linguaggio contemporaneo. Ortega fa, a mio avviso, qualcosa di estremamente colto, gioco colto, amo definirlo, che diviene poi successivamente subito immediatamente cult, una dimensione che io prediligo proprio nella mia vita. E lui, Gioco di parole, colto cult. colto cult, assolutamente. E lui che cosa fa? Gioca con le icone. Abbiamo per esempio un Tintin
che si fa supereroe, che si fa santo. Egli che cosa fa fondamentalmente? Egli nobilita. Parlare di santo a Padova però... Ah beh, assolutamente sì, è fondamentale. Lui gioca, come dicevo prima, con le icone, le ritrasforma e nobilita santi ed eroi, queste icone della sua infanzia, della mia infanzia e dell'infanzia di tante persone. Non a caso la pop art è proprio un'arte che si vuole riferire al pubblico più grande, no? Queste icone, queste opere d'arte divengono immediatamente quindi riconoscibili, ma sono caricate da nuovi messaggi e da nuove realtà, assolutamente. Ma è vero che è coinvolto anche Sant'Antonio? Sì, in un'opera, non so ancora se l'avremo a Padova, molto bella, abbiamo una classica statua di Ortega, di Gabriel, realizzata con assolutamente le fattezze classiche iconografiche della figura del santo protettore della città, dove al posto chiaramente delle fattezze del santo troviamo Tintin con in braccio Milù, ed è qualcosa di estremamente dolce e poetico questo. Anche tanto provocatorio però. Ma assolutamente sì, ma l'arte d'altronde, la grande arte è sempre stata poi anche provocatoria. Non è una cosa che lui fa solo assolutamente con Tintin, è una cosa che viene realizzata poi anche con altre figure della storia dell'arte, per esempio come Frida Kahlo, vista dall'artista a volte proprio come una vera e propria Madonna, quindi come un'icona. Vedo delle immagini. Ecco, siccome devo andare anche a conclusione in sigla, Sì. era per intendere, banalmente, è pittura questa? Assolutamente sì, è un artista, questi sono dei bellissimi, vuole rifarsi un po' in maniera chiaramente onirica ai trofei di caccia, no? Dove abbiamo le teste degli animali, chiaramente animali non reali, non veri, che sono pitturati grazie alla fantasia nella quale assolutamente l'artista si rifà, di Hergé, il famoso creatore, considerato uno dei padri del fumetto europeo, creatore di Tintin. Allora, sì. se no poi ci sfumano, 14 novembre. 14 novembre, Chinea giovedì. Art Cabinet a Padova, zona Pedrocchi per Zona intenderci, Pedrocchi. quindi pieno centro storico, mostra di Gabriel Ortega, fino al... 3 mesi, di solito io lavoro 3 mesi con le mie Quindi, esposizioni, quindi diciamo con l'anno metà nuovo. febbraio. Ecco, fino Sì. a metà febbraio, mostra di questo artista sudamericano, la cui arte nasce da un grande amore per il fumetto. Il merito di tutto questo va riconosciuto ad Art Cabinet, che sta portando in città mostre di cui comunque fa discutere. Grazie. Complimenti. Grazie a voi, alla prossima.